Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. E con questa meravigliosa canzone, bellissima, io ti voglio bene assai, musica attribuita a Gaetano Donizetti, il nostro grandissimo compositore bergamasco che a Napoli ha vissuto per tanti anni. Diamo il bentornato e bentornati perché sono 2 i nostri ospiti, Emma Tonna. Bentornata Emma, carissima, cantante napoletana, di nascita napoletana, milanese d'adozione. Bentornata Emma. Grazie. Bentornata Emma, Ah sentiamo sì. la tua bella voce. Beh sì, sì, io son qui, son felicissima, saluto tutti e per me è stato un piacere questo nuovo incontro dopo un po' di tempo e fa sempre veramente rallegra l'anima. Ah, brava Emma. No, perché io so che sei molto loquace e vedo Sì, che sì. e forse è il nipote che la intimidisce, perché No, beh, può anche darsi, poi sai. è così, è così. Quando c'è un parente accanto ci si intimidisce, perché accompagnata da Emma a Tonna troviamo Giovanni Dadda, Ciao a suo tutti, ciao graditissimo Oretta. nipote, Grazie per averci appassionato. qui. Ma certo, sei un appassionato di comunicazione, hai la tua studi per diventare, presentatore televisivo, studi dizione, quindi sei particolarmente, il benvenuto nella Grazie nostra mille. con la tua bella voce maschile. Allora, cara Emma, io ti ho Io son presentato qua, agli sì. ascoltatori in questo modo, che mi sembra sentiamo anche se tuo nipote condivide, visto che tu sei nato a Milano, vero Giovanni? Confermo. Conferma. Fierezza, saggezza popolare, ottimismo, ironia mescolata alla praticità, al dinamismo, intraprendenza milanese. Questa è la nostra ospite Emma Atonna. Veramente hai scritto delle parole direi fantastiche, meravigliose, ti ringrazio, sei veramente un tesoro, non ho altre parole veramente. Ma io ho portato la clessidra perché Emma Tonna è una, oltre che cantante con la sua bellissima voce, è anche veramente una grande parlatrice, mi stupisci. Ho portato la clessidra che puoi Oh, parlare 3 minuti e poi ti io non blocco, par ma non serve nemmeno. Tu sai che io preferisco cantare, parlare e recitare, magari parlare Senti ecco. Emma, tu sei veramente un'artista geniale. Sei ricercatrice, interprete della canzone napoletana, che veramente la canzone napoletana,
è internazionale, è bellissima e non è una canzone, è una musica. Come possiamo definirla, Giovanni, la canzone napoletana? Ma, in qualche come dire, in poche parole è difficile comunque, no, descrivere tale bellezza, però è sentimento, è profondità, è sognare, immaginare, è amarsi soprattutto. Quindi Bravo, direi e poi non che tramonta mai, veramente. Abbiamo sentito è l'inizio intramontabile, è de vero. "Te voglio bene assai" e che io penso che sia attualissima anche oggi. Assolutamente Sempre. sì, è un evergreen come si dice. È un evergreen, giusto. Senti Emma, tu ti sei dedicata con il maestro Sergio Parisini, siete, veramente una coppia Sì. artistica Tantissimi anni, sì, da sì, sì. tantissimi anni. Che cosa avete, fatto delle, ricerche storiche? Avete Tantissimo. Io faccio ricerche storiche da una vita, ho tutta una libreria piena di libri, musiche. Con Sergio c'è stato questo incontro, lui bolognese, io napoletana, e poi da tanti anni sai che insegniamo all'umanitaria, alla Fondazione Humaniter di Milano, la storia, un po' di aneddoti e la storia della canzone napoletana, quindi c'è stato ancora questa unione ancor più. Ma la cosa più bella e interessante è che, oltre alla canzone napoletana noi abbiamo composto anche, quindi questo mi ha dato possibilità di poter esprimermi, questa mia anima anche di compositrice, oltre che di scrivere testi. quindi le canzoni che sentiremo oggi sono tutte di vostra Sì, composizione, Emma? tutte nostre, sì, sì, sì. Oltre a Chisciotte di cui parlavi prima, la commedia musicale che è stata veramente un bel successo, con la provincia di Milano. Però ecco, questa cosa che io ci tengo a precisare è il nostro musical, che veramente abbiamo dato E l'anima. adesso via via sentiremo quello che Sì. ci offrirai ai nostri ascoltatori. E Giovanni come ti avvicini a questa canzone napoletana di tua nonna Emma? Ma, io comunque, come dire, avendo un rapporto meraviglioso con mia nonna, nel senso ho sempre vissuto Affettivo? in prima persona, no, Fortissimo. che comunque anche lei canta molto in casa, comunque ha sempre condiviso con noi nipoti, con noi famiglia in generale, quella che è la sua passione e questo percorso meraviglioso che ha fatto con il maestro Sergio Parisini, che tra l'altro approfitterei per salutarlo. Certo, lo salutiamo e Lo dispiace salutiamo. che non sia qua con noi. Esatto, però la vedo molto come una cosa proprio quando una persona è molto appassionata lo percepisce, te lo trasmette, soprattutto con una persona come mia nonna che è proprio, è un'energia, una fonte di energia veramente molto forte in casa e quindi questa cosa qua ce l'ha trasmessa un po' Bellissimo. a tutti fin da Lei sempre. ha la bella voce da cantante napoletana, tu invece hai una bella voce da speaker È radiofonico. Da vero. speaker radiofonico che ormai son quelle voci che non vanno più perché è troppo rauca, troppo bassa, però Benissimo. speriamo. Allora senti Emma, partiamo subito con la prima canzone che vuoi fare ascoltare ai nostri amici. Che cosa hai scelto? Ma io ho scelto questa canzone che perché praticamente, rappresenta proprio la nostra musica. Nella magia della musica c'è la gioia, la voglia di vivere e dimenticare tutti i problemi. Quindi questa magica musica è proprio per farla ascoltare agli per farla Bene, allora in questo periodi così non particolarmente esaltanti per infatti, tutte le proprio per quello. problematiche che ci sono, questa, magia musica credo che sia pertinentissima. Ascoltiamola davvero con grande curiosità.
Finiamo dolcemente dà brio, dà vivacità, dà Sì, sì. sprint. Noi vogliamo poi ascoltarne diverse, Emma, quindi senti, sono ruotate delle bellissime fotografie tue in vari concerti, Sì, vari ti concerti. sei esibita fino a o ti esibisci ancora in Beh pubblico? no, in pubblico adesso diciamo meno, faccio soltanto l'umanitaria perché ne ho girato, dappertutto, ho fatto tantissimo. Un attimo di pausa. Un attimo di pausa. Accompagnata da Giovanni? Eh. Ha avuto il piacere di accompagnarti in Beh giro no, per quando questi facciamo le serate a Levanto, ne ho fatte tantissime anche in piazza, col compleanno della mamma, vedi Certo, tutti gli amici, i suoi amici mi: "Ma canta un per sacco di noi", ma la momenti bellissimi. femmina vogliono sono i suoi amici sono i miei fan, eh. cioè Confermo, senti Giovanni, ma confermo. la nonna è anche una brava, cuoca? Assolutamente, Sì. guarda lei cucina bene tanto quanto canta, quindi Davvero? diciamo che questa Ah, frase basta e avanza, no, Napoletano, un pezzetto napoletano. tutto rigorosamente non leggero ovviamente. eh No, beh, è beh naturale. dai, io però uso una cucina Quindi il nostro cafferino della radio non te lo no, offro. no. Me No, no, a io no. Non si apre, facciamo sentire l'altra, sì. Non si apre la canzone che avevamo messo in scaletta, ma ce ne sono tante, quindi non c'è problema. Vedi qualche volta. Senti, tu Giovanni hai una canzone, preferita fra queste tante scritte da tua nonna e con la musica di Parisini? C'è qualcuna che O Sarracina, o Sarracina? molto bella, devo dire Sì. che è quella che ricordo anche con tanta allegria e felicità perché, tu la cantasti anche, mi E ricordo il te concerto a i Levanto. capelli neri neri, l'occhi briganti o solo in faccia, ogni figliolo s'appiccia si o vede passà. Ma c'è Partita. una canzone fra le tante che dedicheresti alla ragazza fra queste della Ah, nonna? tra C'è? queste qui? C'è? Ma secondo me Cioè hai scritto una secondo me canz io Monna Lisa la dedicherei alla Monna Lisa? sì, Monna Lisa. Sì. Monna Vabbè, Lisa. intanto andiamo avanti con la nostra scaletta e poi facciamo le nostre, così, conversazioni sui vari titoli che Emma ha dedicato a queste bellissime canzoni. Quale mettiamo Emma? Mh. Dolce A sera. Dolce Sera è bellissima, aveva fatto anche il video con me che parlo: "Ah, dolce sera", sì.
caso Emma Suglia più o meno grandi Beh, una diciamo cinquantina? che sì, Sì, una sì, forse cinquantina. anche di più. Le ricordi tutti. Poi parliamo anche di quello che hai scritto, dell'Ave Maria, hai scritto in vernacolo, hai scritto un sacco di cose. Intanto, visto che abbiamo tuo nipote dalla bella voce, Beh, facciamo facciamo di parlare lui. facciamo dire a Giovanni Darda il numero di Radio Libertà per chi ci volesse chiamare. Lo trovi sia nello schermo e sia Eccoci, allora il numero è 02 92 94 7222. ecco vedi, tu lo pronunci così, 7222 Vedi, perché così resta più inciso. Sì, perché almeno così calchi anche il 2, che il triplo 2 potrebbe essere un po' confusionale. Giusto, Beh, bravissimo, ecco. oltretutto sta facendo anche la scuola di doppiaggio a Roma, quindi Bravo. capisci che Si se non lo dice sente. lui, non lo fa lui, non lo facciamo noi. Certo, no, l'hai portato apposta Apposta l'ho portato. per far leggere il numero Fate della supporto nostra alla nonna Adesso Emma. posso anche andare allora. No, no. Senti Emma, con Sergio Parisini state scrivendo ancora qualcosa? Avete in mente Ma sai, ogni tanto lui butta lì l'idea, qualcosa infatti m'aveva detto, però per adesso io voglio puntare molto su quest'opera. E allora tu hai quindi scritto Cusciotte e Cusciotte e Dulcinea, Dulcinea, Cusciotte e Cusciotte proprio Dulcinea, sì, quindi ecco da Don sì, Chisciotte, da Don Chisciotte. Infatti in e che effetti anche questo musical si ispira un po' a Don Chisciotte, no, quest'uomo che vuole contro il malaffare, la corruzione, quindi il personaggio somiglia un po' anche al precedente. senti, e l'avete presentato a teatro dove è stato No, il Vesuvian Love non ancora, è importante trovare un produttore, ci vogliono tanti soldi, lo so. quindi lo sai cara, no, in questi tempi se si trovasse Purtroppo qualcuno appassionato, una compagnia, un produttore, non so. ma tuo nipote, Giovanni ti fa anche da ecco Adesso magari sì, che dà da fare. comincia Piano piano, non mi ha ancora assunto mia nonna, Non ti ha non ancora ha nel senso ancora che non assunto? abbiamo assunto, ancora mi piacerebbe fare con ufficializzato lui. questa cosa. Non sono Mina con Pani, ma potrebbe fare con la nonna invece, vero? Sarebbe Certo, visto che i fantastico. progetti nascono così, insomma. È No, vero. perché veramente con una voce del genere, con delle belle canzoni, ecco, uno sponsor ci vorrebbe, anche se uno sponsor familiare. Senti, sempre andando avanti a conoscerti perché, ormai è passato tanto tempo da quando tu venisti qua in Tanto radio, tempo, sì. quindi di carne al fuoco Sì, ne parlammo di Dolce Amaro, il nostro disco, mi ricordo, ma sì, va? sì, sì, che Pensa, riesci ancora a ricordarti? beh, sì, certo che mi ricordo. Sono cose che ti restano impresse e non si dimenticano mai. Senti, tu canti le canzoni dalle canzoni dal 1200 al Sì. 1800, diciamo c'è tutta una panoramica, una carrellata di canzoni napoletane. Tantissime. Sì, all'università io faccio questo percorso storico con Sergio Parisini, anche la mia amica Mimma Esposito, e quindi lei parla un po' di aneddoti, di storia, e quindi facciamo un bel corso. Solo che il corso prima del Covid erano tanti, dopo che è successo il Covid c'è stato un calo, si spera ancora, Eh, vediamo Covid come è stato veramente una iattura sì, per una iattura tutti. terribile, sì, sì. Senti Emma, la storia napoletana io trovo che tanto Napoli sia bellissima, con tutte le Sì, sue è la mia vita. contraddizioni, Sì. è una città unica al mondo. La conosci bene tu Giovanni? Abbastanza, non benissimo perché non sono stato spessissimo, però quando sono stato purtroppo mai con mia nonna paradossalmente, nel Sì, senso dovremmo quindi andare. non posso dire di aver realmente visto Napoli, perché insomma mi La piacerebbe una sorella volta ama andarla a vedere con moltissimo lei. Napoli, viene venuta già diverse Mia sorella è volte, già un amante ha di fatto Napoli, va più anche spesso. delle interviste ai pizzaioli, Vittorio dall'Inghilterra. Ha rotto le scatole a tutti, Sì. infatti Non sovrapponetemi con la voce, No, no. soltanto. No, ma Napoli devi fargliela conoscere a tuo nipote, proprio Sì. nei particolari, così accompagnandolo, nei luoghi dove un turista magari non andrebbe, invece con un napoletano verace, Certo, ma anche con mio scopre figlio può andare. A Ravello, alla casa, può ah, andare con lo zio e lo porta in giro dappertutto. allora sei alla casa certo. Ravello. E A Ravello ques è bellissima. Ravello è uno È uno splendore. E splendore. allora noi andiamo avanti con le nostre canzoni, che sono anche queste una più bella dell'altra. Che cosa ci fai ascoltare, Emma? Ma adesso, c'è quella di prima? Sentiamo. Facciamo Monna Lisa oppure andiamo avanti? Purtroppo Monna Lisa il file non Allora riesce a sopportarlo. facciamo Destino? Sì, perfetto. Sì. Destino, cos'è? Una canzone,
dove il destino ci fa sentire Sì, oppu sì, si fa sentire, sì, sì, nella eccome, sua guarda. tragicità? Bah, sì, l'importante è sentire le parole perché poi in No, non farmi effetti sentire cose drammatiche, no, 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 Ah. allora questo qui praticamente è tutta un po' una storia dice: "Troppo tempo ho aspettato perché io possa avere il coraggio di dire ti amo", e quindi è Ah, una vabbè. canzone d'amore. Ah, Ora una è giunto canzo il momento perché io dico: "Finalmente che ti amo e non posso fare a meno di Oh, te". Quindi questa è una perfetto. E in questo bellissima caso già mi canzone piace di più. che ho scritto veramente con a te, solo a te, voglio sentire i tuoi baci, voglio sentire la tua bocca ardente che Caspita, la parla e nonna, mi consola, e quindi e l'emozione vola. Bene, ascoltiamola questa canzone Bellissima. piena di passione. Ecco, Emma qui canti siete in 2 a cantare. Sì, Chi è sono in 2 a l'altra cantare, voce? sì, e l'altra voce è quella di una cantante molto brava, Angela si chiama, e adesso in questo momento stanno facendo un musical, quindi preferisco non parlarne. Non parlarne, va bene. Senti, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che qua in studio abbiamo Emma Tonna, napoletana di nascita, ma milanese di adozione. Ma tu cosa ti senti? Metà e metà?
Beh, sì, Milano anche mi ha formato tantissimo, poi è stato la città dove son venuta giovanissima con mio marito Carmelo a Tonna, quindi è nel mio cuore. Però diciamo che quella che mi ha formato per quest'amore e la passione per la musica è Napoli naturalmente. Però io amo Milano Eh in beh, ma maniera molto profonda anche, molto, moltissimo. Milano o si ama No, o si no, 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 detesta, non ci sono l'amo tanta. vie di mezzo, soprattutto in questo periodo che cambia ogni Sì. momento, che tu ti muovi facilmente a Milano, Giovanni, con che Sì. cosa? Con il monopattino, con i Col mezzi? monopattino, che purtroppo è una cosa che disprezzo moltissimo, perché più che altro ormai la strada è un po' È pericolosa. anarchica, perché Ah. tra biciclette, Ho capito, ma monopattini, insomma non quindi giri in macchina? giri in Giri coi macchina me o coi o in motorino ogni tanto Ah, anche, devo ecco, o dire. coi mezzi pubblici che in effetti, bisogna dir la Anche. verità, Milano in questo caso è ben servita. Sì. Con la macchina è diventato tutta zona CB, Sì, eccetera, non si capisce più è niente. diventato un problema. Allora a questo punto, vuoi la linea per la stacco pubblicitario? Va bene, accontentiamo allora la C'è nostra una canzone bellissima che dopo, lo adesso mandiamo dopo lo stacco ecco. pubblicitario. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. E Allora, torniamo questa canzone l'ho dedicata a mia madre, e Rocky, appunto il personaggio, si ricorda della sua infanzia e vuole dedicarla a lei, alla mamma, ed era la mia mamma che suonava il pianoforte ed io da lei ho imparato tante cose, perché lei suonava tutte le arie liriche. La sua passione era Puccini, andava a teatro a San Carlo con mio nonno e quindi molto lo devo dire grazie a lei. Ecco, questa è la Quest'amore per voce della nostra ospite, di Emma Tonna, cantante napoletana, che ha scritto de bellissime canzoni, quindi questa tutta per la tua mamma, sì, quindi per la bisnonna del nostro bisnonna. ospite. Hai conosciuto tu la nonna, la bisnonna? Non l'hai conosciuta? Purtroppo mai. Beh, ma la conosci attraverso le parole Esatto. che la tua nonna le ha dedicato. Va bene, ascoltiamo allora Mia madre.
Pronto? Buongiorno Alessandra Molina. Ah, buongiorno Lisa, bentornata. Buongiorno, che bella questa musica, che bello vedere una nonna con il nipote, che avevo visto bellissime tra l'altro, quindi auguro a Giovanni veramente tanto successo e di ottenere tutto quello che vuole. E alla signora complimenti perché è bella, molto bella la sua musica, mi piace ascoltarla. No, no, ma Oh! io sono che sono contenta a sentire le sue canzoni. Poi Napoli è una città meravigliosa e quindi è un mito della sua città e così alla festa, al lavoro, è una musica bella, musica dolce che mi piace molto. Grazie Lisa. Bene, V vai avanti ad ascoltare che ci saranno altrettante belle canzoni. Grazie, ciao Elisa. Bene, i nostri ascoltatori si materializzano con la voce, però solitamente bellissimo. stanno discretamente in silenzio ad ascoltare. Comunque il numero adesso lo ripeto io: 02 92 94 72 22. Io lo dico così. Senti, Giovanni, allora sei un nipote privilegiato ad accompagnare la nonna in questi suoi spostamenti, credo che tu lo faccia sia con il grande affetto che lega nonno e nipote. Veramente c'è un sentimento che va oltre, è vero? Quando c'è questo legame così così stretto. Assolutamente, guarda, Loretta, io devo dire che ho un rapporto molto speciale con mia nonna, ma anche mia sorella. Siamo molto uniti da tantissimo e c'è proprio un rapporto di affetto bello, ci pensiamo tanto, ci sentiamo tanto ed è una cosa molto bella perché vedo che non è così comune e È scontata. vero. E beh, la famiglia in una famiglia diciamo di origini napoletane deve essere in tutte le famiglie, ma particolarmente sentita, è vero o no? Questo calore, no? Questo calore, questa unione, questo Esatto. affetto che veramente vi unisce in ogni cosa, in ogni piccola e grande cosa, come quella di aver accompagnato oggi nonna Emma qua nei nostri studi. Un sabato diverso. Un sabo così abbiamo ascoltato anche la tua bella voce. Allora, che Gra cosa abbiamo in scaletta adesso? Aspetta un attimo, forse c'è un'altra chiamata, quindi aspettiamo un attimo e abbiamo, io non leggo, devo rinfilare gli occhiali. Vesuvian Love, Vesuvian Love. proprio il Ah, titolo del ecco. musical. Questa è dedicata a Napoli. Sì, io Eh. a Napoli, tutta Napoli. Vesuvian Love. Vedo che dimmi. Un'altra chiamata, allora pronto? Pronto? Sì, prego? È una sorpresa per Emma Thompson, sono Rosario Attanasio. Hai capito chi No, è? non ho capito. Vuoi ripetere il nome, scusa? Rosario Attanasio. Ah, Rosario, Rosario il Attanasio. musicista napoletano. Da dove Ciao, chiami, Emma. Rosario? Tesoro. Da dove chiamo? Diciamo io sono di Napoli, vivo in provincia di Avellino, lavoro a Ciampino e adesso sto a un corso universitario a Cassino, quindi sono un abitante del mondo. Un abitante del Sì, mondo. sì. Il mio musicista mi Niente, ha no, io ho avuto accompagnato. opportunità di fare diversi eventi con Emma, veramente una persona stupenda come persona e come cantante musicista e quindi volevo dare questo mio contributo, anche Grazie. se purtroppo posso stare poco in ascolto perché appunto devo riprendere il corso, però ci tenevo a farle questa sorpresa. Ah, che Che bello. regalo Rosario, mi hai fatto un regalo meraviglioso. Ti abbraccio forte Bello, forte. Il ricordo di tutti i abbraccio e nostri bellissimi vai, concerti che abbiamo fatto in ci Italia. sentiamo con calma. Un abbraccio e buon ascolto a tutti. Grazie. Grazie. Ah, che Ma bello, che vedi bello. che gli amici si materializzano con la Anche voce. all'Evonton abbiamo fatto il concerto con lui. Allora, Sì, me cara lo ricordo Emma, non ti Rosario. distrarre adesso, non ti No, emozionare con questa no. telefonata di Rosario. E Che questa ma è dedicata a Napoli, tesoro. Ah, finalmente ci siamo. Eccola Allora, qua. come il titolo Vesuvian Love, Vesuvian Love, dedicato a Napoli, al musical il titolo Perché Napoli è la città dell'amore, della certo. poesia e dell'incanto.
Sogniamo, bellissimo, c'è anche una bella canzone questa Rosina, Milano, nel suo studio, quindi un saluto al calcio a Rosina, Sergio. Senti, Emma, tu canzoni tipo Te voglio bene assai, oppure Il tuo privata, O Sole mio, le hai cantate tutte queste? Noi le abbiamo qua nell'elenco. No, un'altra volta, no, quelle oddio sono canzoni che, capita anche di sentire magari così in un'occasione. Quindi andiamo avanti con sempre con le tue che hai tu mi dicevi adesso non hai in mente altre Sì, sì, canzoni sì, abbiamo ne hai questa in canzone mente? molto bella che è Vorria, vorrei farla ascoltare perché proprio quando Rocky gli sparano e lei dice: "Io non posso fare a meno di te, voglio tenerti ancora in braccio con me e tu non puoi assolutamente lasciarmi". Ma la fantasia di scrivere tutte queste parole, queste cose da dove ti viene? Ah, guarda, io sono una cosa incredibile, quando io compongo, scrivo la musica, li canto, poi con Sergio lui scrive e io se mi viene in mente un motivo, glielo canto, Sergio è fantastico, come se gli dettassi la canzone, lui scrive le note e io poi metto su le Però le parole. parole son sempre Sì, tue. sì, sì, ma anche la musica. Anche la musica? Sì, Ah, sì, io accidenti. la canto la musica e Tu Sergio la la canti e scrive lui la e traduce con in la sul traduce rigo nelle note. ah, accidenti. Capito? Abbiamo questo poi chiaramente anche lui fa la musica, Certo, poi ma tutte a queste canzoni moltissime io le cantavo, le registravo e lui sentendo la mia voce registrata me le scriveva in note. allora Poi dopo inventane c'era la mia inventane una per i nostri ascoltatori, così, d'emblée. Ce la fai? Intanto che sentiamo la canzone, dai, manda la forse canzone, intanto Emma inventa una canzone per i nostri ascoltatori. Intanto cosa ascoltiamo ade Giulia. Senti Emma, adesso è durato la nonna così in ipso facto, come aver detto, di, scrivere una canzone, cantare una canzone per i nostri ascoltatori, parole e musica inventate sul momento? Creare una canzone sul momento non lo so, però sicuramente interpretarla così adesso a bruciapelo sì. E allora Ci cosa devo pensare facciamo? un attimo e che cosa Prepa c'è di più bello che stare qui con voi? avvicinati bene È al una microfono gioia così. infinita che mi prende il cuore. E quindi Vabbè, ma potrei anche scrivere ancora altre poverina, cose. l'abbiamo messa in Sì. imbarazzo? Ma Sì, no, ma ma no. No, figurati ma lei no, io sono un animale da adesso pa fa la timida, sono ma in realtà è è una l'ultima bestia da palcoscenico, come mi Brava, brava. dicevano, Infatti dire abbiamo animale. visto abbiamo visto ruotare delle tue fotografie splendide di Grazie, quando grazie, ecco, grazie. probabilmente chi ci segue con la radio non le ha viste, ma chi ci segue anche con il, canale Sì. 252 avrà visto Emma Tonna nella sua bellezza, ehm,
presentarsi via via ai nostri ascoltatori nelle tue varie esecuzioni, no, teatrali. Certo. Brava. Adesso dove siamo, Emma? Adesso facciamo sentire questa canzone che è l'apice, diciamo, di Non voglio lacrime, fantastica, mi sono un po' ispirata a opere liriche, quindi A opere liriche, a Puccini sì, dicevi. sì, sì. Questa canzone è per me. E vai c'è sempre un filo di speranza. Sai, È si vero. attraversano dei periodi così un Infatti. pochino meno meno vivaci nella propria vita, quindi è di augurio questa qui. E vai c'è sempre un filo di speranza. Io vi ringrazio, è stata una trasmissione fantastica, ringrazio Ma è presto ancora per ringraziare. Abbiamo quindi è ancora presto ancora, abbiamo ancora qualche minuto Sì, nel aspetta a ringraziare ringraziare, c'è Loretta. tempo. Allora va bene, ho paura sempre di non essere in tempo per No, stai tranquilla, Emma. Abbiamo ancora qualcosa da dire, da chiacchierare, da quanto abbiamo, Sveva? Ah beh, 7 allora possiamo minuti. finire col mambo dopo, che ci Certo. allegro, dai. Ma canzoni tristi ne hai Sì, scritte sì, che anche piace anche o al mio medico, quando vede: "Emma, l'ho fatta mettere in discoteca il tuo mambo, Ah, l'abbiam vedi. ballato." No, ma questa mi è piaciuta. E vai c'è sempre un filo di È speranza. vero, è bellissima. Bella, molto bella. Tu hai qualche, preferenza fra le tante canzoni di nonna Emma? E Vai Vai è molto bella. Ti Era piace, Sì, mi sì. piace moltissimo. Sì. Avete proprio appena detto una canzone che ascolto anche abbastanza spesso con lei. Ah sì? Sì, sì, sì. Bene. Senti, i tuoi, progetti prossimi futuri, mi rivolgo a Giovanni Dadda, nipote di Emma. Ma Hai allora, a me l'ambito radiofonico avvicinati pure forse. comunque il mondo della radio, come è un mondo Ah, che mi piace guarda. molto, mi appassiona, mi coinvolge, insomma ti dà modo proprio di, raccontarti è molto bello, insomma mi appassiona molto. È un mezzo proprio poi di fantasia, dove non c'è la televisione, c'è solo la radio, uno immagina come sarà alto, basso, giovane, vecchio, È vero, capelli biondi, è la magia della bruni, radio. così veramente. Io scrissi anche un racconto molto particolare, Sì? la radio sì, lo farò leggere a Sveva. Magari te lo mando con la mail. Molto volentieri. Mi lasci la mail, ti mando il raccontino. Va bene, vedi, anch'io mi sono data Ah, sì, anche tu. all'arte. Vedi che però la musica napoletana trascina, È come questa canzone che viene dopo perché parla proprio anche qui di Napoli. Senti, adesso dammi una ricettina veloce per i nostri ascoltatori, visto che è l'ora di pranzo. Ma non so, la ricettina veloce, beh, spaghetti anime e core, fai i pomodorini, aglio, un po' di peperoncino,
e quindi unisci il pachino con gli spaghetti che fai al momento con una bella manciata di basilico e formaggio Ma questo lo parmigiano. facciamo E anche a questa è la Milano. passione di Giovanni, eh. Lo facciamo anche a Milano, l'abbiamo importato anche Sì, qui. infatti. Va bene carissima Emma, allora abbiamo ancora qualcosa da ascoltare, qualcosa Sì, di sì, prima vivace? di ascoltare questa canzone voglio dire questo in napoletano: "Quann pe vic si sente 'na voce è Napoli. Napoli è 'na canzone doce, n'eterna melodia, chiù tiemp passa e chiù po' mun gira." Bellissima, brava, brava, bella, bella. Rileggimela un'altra volta che mi è piaciuta. Ancora, Ah, un'altra volta, ancora? sì, dai. Quindi Hai perso il filo. quindi a Posillipo, sorriente, mare chiaro, sono e meraviglie 'sta città che l'occhi di tutto un stanno a guardà. Dinte e vene scorre 'a lavo, o sole, o mare, è 'na danza che te fa impazzì, cantà, vulà, sunnà, mentre o mun continua a girare. È come 'nu mamba che non si ferma mai e continua a cercà zazà, a scennere scalinatella, a innamorarsi 'e mala femmena e a ballà cu Pulcinella, perché Napoli è nu mamb napolitana. Brava, brava, bravissima, un grande applauso. Proprio dobbiamo fargliela Doveroso. ecco, è doverosissimo. Anche Sveva si È il mio unisce. omaggio a Napoli, tutto Questo omaggio a scritto da Napoli. me a Napoli. Senti Emma, io ti ringrazio tanto per questo angolo di napoletanità che tu ci hai offerto. Prossima volta andiamo a mangiare la pizza insieme. Sì, sì. Conoscerai qualche buon pizzaiolo, Sì, 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 Ecco, lui ecco fortissimo, con quindi Giovanni, ecco, Giovanni. promesso, e magari uniamo anche Sveva. Chiudiamo con che cosa, Al Emma? mambo, finiamo in bellezza con Finiamo questo in mambo. bellezza. Allora con Mambo io vi saluto, carissima Emma Tonna e Giovanni Dadda, spero di rivedervi presto, grazie anche a Sveva, buon fine settimana a tutti, naturalmente appuntamento a sabato prossimo. E vi abbraccio tutti. Avete ascoltato l'angolo della musica classica.
con Oretta Pierotti Jazz. Arrivederci a sabato prossimo.